Benvenuti al nuovo notiziario che provo a fare, che si chiama Notizie in entrada. Ecco le notizie. Incredibile, la nutrela l'intera laguna di Venezia, per precisione al Rio Piccolo, è stata fatta indagini archeologiche. È stata trovata una via di origine romana. Avrà sul il link in descrizione. Altra notizia, grazie ai cambiamenti climatici e moeche, i gansi che dal buon sapore che anima la cucina veneziana potrebbe scomparire dalle coste venete. Il calore eccessivo mette a rischio l'abbondanza di queste ultime. Anche di questo verrà sul link. Altra notizia, sabato 5 novembre 2022, a Venezia la marea cresce sui 110, entra in funzione il Mose davanti alla Basilica di San Marco, grazie alle nuove protezioni del vero l'acqua non entra più. Però la piazza va anche se stesso l'acqua perché è il punto più basso, dunque. Vi lascio il link dei Gazzettini e del Comune di Venezia col centro previsione e segnalazioni maree. Altra notizia e ultima. Dopo la partita che si sta fatta a Venezia FC a Como, dove la squadra ha perso, dopo la partenza dell'allenatore Javorčić, nonostante l'arrivo di Andrea Soncin, che è già allenatore della primavera, Venezia FC perde anche a Como 1-0, con gol di Alessandro Bellemo 65. Voce dell'ambiente fa intendere che il nuovo allenatore presto potrà essere Paolo Vanoli, attualmente in forza a Spartak Mosca, e qui passare da giocatore io ho visto anche proprio tra i fili del Venezia Calcio delle Zamparini, è proprio scelto quello perché si arriva la notizia, ho visto. In eccellenza il Venezia 1907 e ga impattà col Martellago 4-4. Spero che abbia piacere questo breve notiziario delle notizie più importanti riguardo la città. Dunque se vi ha piacere mettete mi piace e iscrivetevi.